Le madri fondatrici della Repubblica 1946-2016, 70° anniversario del diritto di voto alle donne. E questo è il tema dell'iniziativa che si è svolta a Bivona, organizzato dall'Istituto Pirandello, diretto dalla dirigente scolastica Giovanna Bubello. Alla manifestazione che si è svolta presso il plesso dell'Istituto Alberghiero, una mostra a testimonianza ricca di fotografie dell'epoca hanno fatto da cornice agli interventi previsti, come quello di Letizia Colaianni, componente del Consiglio nazionale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani, del senatore Angelo Lolicella, presidente provinciale dell'ANPI, Eugenio Marrone, responsabile zonale Giovan Battista Marrone, oltre all'intervento dei tanti studenti e dei docenti della scuola. Secondo alcune indicazioni ministeriali che ci invitavano ad approfondire questa tematica, noi abbiamo svolto durante tutto l'anno un percorso proprio dedicato al voto delle donne, perché la ricorrenza dei 70 anni è un momento significativo, quindi abbiamo partecipato anche a delle attività che il Ministero ha indetto su tutto il territorio nazionale. Però i momenti salienti di questo nostro percorso didattico hanno coinciso, diciamo, con due momenti significativi. Uno l'8 marzo, per cui lì abbiamo avuto un'iniziativa portata avanti dai docenti di storia e dai docenti di italiano, mentre per questo anniversario del voto, dei 70 anni del voto alle donne, abbiamo voluto fare un lavoro più approfondito, ecco, dalla cartolina che richiama le madri fondatrici della Repubblica, perché spesso si parla dei padri e le madri vengono trascurate, quindi era giusto ritornare alle radici, andare alla fonte, ecco, di questa grande pagina di storia che è stata la Resistenza e quindi poi la nascita della Repubblica. Una testimonianza particolarmente toccante e apprezzata dai tanti alunni che l'hanno ascoltata. Grazie. E per me sempre un piacere andare nelle scuole, perché ritengo che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni il pensiero, la consapevolezza di come è nata la nostra Repubblica che è figlia della Resistenza. Resistenza non soltanto armata, ma resistenza anche civile, delle tante donne che nelle città organizzarono quegli scioperi che assieme all'azione militare dei partigiani contribuì e riuscì a liberare l'Italia dalla dominazione tedesca in quell'aprile del 1945. Questa manifestazione fa parte di un rapporto che noi abbiamo col Ministero della Pubblica Istruzione, c'è un accordo e per un triennio gestiamo iniziative nelle scuole sul tema della Resistenza, della Costituzione, sulla partecipazione meridionale e quindi anche siciliana alla Resistenza, e in questo caso la preside dell'istituto, dottoressa Giovanna Bubello, ha voluto dedicare alle madri costituenti questa giornata. È un fatto di grande importanza perché le donne hanno contribuito alla liberazione del nostro paese, ci sono state donne combattenti, vi sono state donne che hanno fatto le staffette e senza di loro non ci sarebbe stata la Resistenza, perché le comunicazioni, i rifornimenti naturalmente di cibo, di munizioni sono state una cosa importante e le donne in questo si sono distinte, e poi naturalmente le donne hanno contribuito alla rinascita morale del paese.